Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live del vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che stanno bene, hanno grandi possibilità, ma pensano che questa cosa si perpetui ogni giorno. Ma come vi ho detto in altre pillole, capita che alcune volte entro in alcuni gruppi, no? E magari fanno delle scelte un po' avventate, un po' azzardate, un po' da avventuriere. Ma prima di iniziare questa pillola con il vostro Maestro Veneziano, vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale del vostro Maestro Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social in cui stiamo rilanciando uno dei due gruppi, radionica, radiestesia, tarologia e dermatismo. Siamo più di 1300-1350 e se non ti sei iscritto sarebbe buono anche che ti iscrivi tu. E in più abbiamo un sito, link sotto qui in descrizione, abbiamo il sito del capitano.altervista.org dove abbiamo 20 ebook, io e il Degarda, con circuiti radionici, quadranti radiestesici, ne hanno già scaricati 150.000 e il Maretto Veneziano ha già donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiestesici. Nella stessa zona, nel stesso sito, abbiamo anche una sezione shop dove si possono acquistare ad esempio questo monito talismano a 150 euro più spese di spedizione, in più abbiamo una sezione anche dedicata solamente ai sigilli e anche ai riti operativi propiziatori, sempre a pagamento chiaramente professionale. In più vi ricordo anche Telegram, il link sono sotto qui in descrizione se volete unirvi ai nostri gruppi. Bene, parliamo un po' di quelle situazioni in cui momentaneamente, magari per parecchi anni, sembra che una persona vada sempre bene, poi incomincia a scricchiolare qualcosa nella propria vita e ci si rende conto che effettivamente si era vissuto non sopra le proprie forze, non sopra le proprie energie, ma per via del karma che aveva sempre benedetto o protetto o certe situazioni e a un certo punto ci si rende conto che queste situazioni non erano merito della persona, ma erano una concausa di un karma che si era guadagnato nella vita precedente. E poi è come quelle persone che cominciano a naspare nell'acqua, si tentano a aggrappare a tutto e a tutti. Capita spesso, ad esempio, che vanno nei social e magari perché le hanno provate un po' tutte, avvocato, dottore, forze dell'ordine, notaio, insomma tutte, farmacista, psicologo, psichiatra, le hanno provate un po' tutte e a un certo punto si rendono conto che non rimane altro che l'esoterismo. E la prima cosa che fanno, no, vanno nei social ci sono tanti suonatori di piffero, tanti pifferai magici che la raccontano facile, però il vostro maledetto vi ha sempre detto che per raggiungere certi obiettivi, al di là del tempo che come minimo sono 9 mesi, ci vuole competenza, qualità, conoscenze, qualità animica e tante altre cose. E quindi di conseguenza, uno che va nei social o una che va nei social a cercare, non dico di mendicare, ma a cercare soluzioni buon marché, può, può trovare qualcosa di buono, no? Perché effettivamente c'è sicuramente qualcuno che magari è in pensione oppure fra un bollito e una pippettina di sigarette si mette a disposizione del prossimo per il semplice fatto che ha tempo da perdere, no? Vuol passare il tempo e non sa come farlo. Però capita spesso che nei social, no? Non sono sempre tutti stinchi di santo, certamente c'è una parte che è una succursale della Madonna di Lourdes, però molti, alcuni, non molti, alcune volte sono dei lupi travestiti da agnelli e fanno le biricchinate. Quindi quando voi entrate nei social, chiedete, non so, luce colorata, oppure voglio parlare con l'Arcangelo Michele, Gabriele, Bonino, insomma, tutti quei nomi a fantasia, no? Oppure la parolina che risolve ripetuta 10 volte il mal di pancia della suocera o il mal di calli del vicino di casa. Vedete, sono delle cose che sembrano ingenue, no? E io mi ricordo una signora che una volta si era fatta male il figlio in auto, era andata a chiedere luce colorata, angeli, insomma, di tutto gli avevano buttato dietro, no? Il problema è che il figlio, quando è uscito poi dall'ospedale,
carico di questi, perché capite che in alcuni social non è che sono tutti stinchi di santo, come ho detto prima. Quando uscito dall'ospedale ne è successa una ancora peggio, no? Perché? Perché chiaramente si era agganciata l'egregore non è gratis, non è che voi entrate in un gruppo a chiedere aiuto e dal cielo, no, viene giù gratis, l'egregore ha un prezzo. Per chi non sa cos'è un egregore, gli consiglio di andare nel sito, nel canale Maria Veneziano e andare a cercare cosa ho spiegato sulle greghe. Quindi quando si entra in questi gruppi si lascia sempre una scia energetica e questa scia energetica siete voi, c'è la vostra targa, il vostro indirizzo. Che voi ci crediate o no, questa scia energetica vale perché i vampiri energetici, le egregore, gli elementari hanno bisogno di energia e quindi voi siete una costante, un simbolo geometrico, perché le persone sono anche simboli geometrici, se non lo sanno ve lo dice Maretto Veneziano, e quindi chiaramente lasciate un appiglio a gente che magari, o persone o entità che neanche conoscete. Questo perché se ne è fatto Marietto? Perché nei lunghi anni di esperienza Marietto Veneziana si è reso conto che facendo riti operativi o propiziatori e quant'altro, c'erano dei blocchi, non si capiva questi blocchi da dove nascevano perché la persona giurava che non aveva fatto mai nulla a livello esoterico. Invece dopo salta fuori che era entrato in quel gruppo, che erano tutte gente che risuscitava i morti, camminava sull'acqua, ha lasciato lì magari il nome o ha chiesto una parolina o ha messo il nome dentro un pezzo di ferro rotondo e poi dopo ci sono stati dei blocchi importanti che hanno sia sconfitto la salute in alcuni casi che non c'era grip perché la sua scia energetica era stata presa dentro un'egregora, no? E quindi corre a liberare l'egregora e quant'altro. Quindi quando uno si avvicina al mondo dell'esoterismo deve sempre stare attento a dove si va a infilare, perché chiaramente la strada che porta all'inferno è sempre lastricata d'oro. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e vi raccomando a mercoledì alle 21 il legame maledetto veneziano su video interattive gratuite nel canale vostro maledetto veneziano. Grazie, alla prossima, ciao.